Illuminato da centinaia di piccole luci, l'imponente albero di Natale che troneggia davanti al Duomo ricorda che il Natale è alle porte anche a Montagnana, la città murata della Bassa Padovana che come ogni anno in dicembre veste il suo prezioso centro storico medievale a festa. Un dicembre che parte all'insegna della promozione per le nostre attività, dei nostri negozi e dei nostri bambini, direi. Decisamente credo che quest'anno un sorriso lo troveranno sicuramente nella nostra piazza da poter fare e trasmettere agli altri. È partito anche all'insegna comunque della solidarietà, laddove troviamo delle attività di promozione per un'associazione ai quali verranno consegnati dei giocattoli usati piuttosto che nuovi, che verranno così consegnati dalle famiglie a un Babbo Natale il giorno 15 nel pomeriggio. Pertanto ecco, pensiamo sicuramente alle attività economiche, turistiche del nostro paese, ma pensiamo anche a chi ha più bisogno. Quest'anno la cerimonia di accensione delle luminarie ha fatto da cornice anche alla consegna delle chiavi della città alla Fondazione Simon Franchin, impegnata nel fornire servizi residenziali e semiresidenziali a persone adulte con disabilità. Abbiamo aperto questo momento proprio pensando alla luce di questa giornata, ai fuochi, all'illuminazione dell'albero, ma pensando anche alla luce che una fondazione, il Simon Franchin, dà alla nostra città, ma dà soprattutto alle famiglie che hanno bisogno. Pertanto ecco un Natale all'insegna del sociale, solidarietà e promozione. Confermate la pista di pattinaggio e i giochi in legno della tradizione veneta. La novità di quest'anno è rivolta ai più piccoli, che avranno a disposizione il villaggio di Babbo Natale, popolato da renne, slitte e carrozze. Abbiamo sempre questo per tutto il mese, anzi fino all'Epifania, questo villaggio di Babbo Natale che ospiterà, accoglierà i bambini, ma fin da subito abbiamo visto l'entusiasmo con cui si sono appropriati di questi spazi, di queste luci, di queste carrozze. Pertanto direi che in qualsiasi momento della giornata possono trovare un comodo salottino dove trascorrere qualche ora, ma troveranno anche lo spazio per consegnare la lettera di Babbo Natale, l'abbiamo già detto, ma avremo gli alpini che faranno della cioccolata ai bambini, ai ragazzi delle nostre scuole nelle attività pomeridiane. Ci saranno dei concerti nel nostro Duomo, sempre legati anche all'Istituto Comprensivo Chinaglia, dove ogni anno nel mese di dicembre offrono questa serata importante e partecipata. Avremo un Duomo, penso, con all'incirca 900 persone all'interno, fra ragazzi, genitori, famiglie. Pertanto ancora una volta ricordo l'importanza della condivisione di un Natale legato a queste attività commerciali, ma legate anche alle attività delle famiglie un po' tutte e delle scuole soprattutto. Per gli appassionati di presepi invece una tappa irrinunciabile è Piazzetta San Francesco, che come da tradizione ospita le casette con le creazioni delle associazioni cittadine. Dopo tanto tempo la Camera di Commercio ha rimesso a disposizione dei finanziamenti per la realizzazione di attività natalizie nelle nostre piazze. Abbiamo partecipato a un bando chiamato Montagnana Città di Presepi, perché abbiamo delle realtà importanti ormai da anni consolidati nella realizzazione di presepi da parte di varie associazioni e coordinate dalla Fondazione Lucco. Pertanto ecco un bel momento quello di Piazza San Francesco con tutti questi presepi, ma come dicevo, ecco perché presepi, ma laddove finanziata in parte anche da Camera di Commercio. Pertanto abbiamo potuto regalare questi momenti in modo più puntuale, più accogliente ai nostri commercianti e ai nostri cittadini, ma soprattutto anche ai nostri visitatori.